abbiamo qui con noi Cristian Sergo, ben trovato, buongiorno. Buongiorno. Allora, dobbiamo, insomma, tematiche ce ne sono, partire inevitabilmente dalla emergenza rientrata, ma mai abbassare la guardia sugli incendi. Vi faccio sentire le parole dell'assessore Riccardi che insomma ieri ha detto la sua, alla fine non ha risparmiato anche una puntura politica, di cui poi ne parleremo, sentiamo. Alle mie spalle sono i sindaci, che voglio ringraziare per il lavoro importante che hanno fatto nel corso di questi giorni, i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale e i volontari della Protezione Civile, senza i quali questo lavoro, tra l'altro in una alleanza straordinaria di intesa che poche volte abbiamo visto, quindi vuol dire che il sistema sta crescendo, si sta rafforzando. Poi rispetto alla condizione degli incendi, sicuramente lo respiriamo intanto con l'aria. Il PM10 era un problema l'altro giorno, anche di grande preoccupazione, oggi non si presenta più e questo credo che sia il primo dato positivo. Il secondo riguarda il lavoro di contenimento dell'incendio che ha avuto fortunatamente grazie alla pioggia un'evoluzione positiva, l'incendio persiste. Siamo con i nostri mezzi, gli elicotteri, stanno lavorando per contenere e tenere dentro il perimetro quello che è la dimensione dell'incendio. Naturalmente questo sta evolvendo, questo dipenderà dal vento, ma confidiamo che le previsioni di giovedì possano definitivamente chiudere questa cosa. Inoltre, ed è quello che ho detto ai sindaci poco fa, attiveremo con l'azienda sanitaria un'attività di supporto, di sostegno psicologico, come abbiamo fatto in altre occasioni a partire dalla grandinata di Mortegliano, quindi un servizio per le persone che ne riteranno bisogno attraverso gli ausili dei percorsi del sistema sanitario. Ho notizia che anche per quanto riguarda le stalle ricominci la popolazione anche di persone, di animali che erano stati spostati in altri punti, quindi mi pare che la situazione stia evolvendo al meglio, anche se come sempre dobbiamo monitorare la situazione e chiuderla, ci auguriamo tutti quanti, entro la fine della settimana. Le misure economiche le metteremo in campo una volta perfezionato l'atto che ci ha visti richiedere l'emergenza nazionale. Abbiamo l'assicurazione dei nostri esponenti di governo che questo verrà assicurato, quindi all'interno dei contenuti dell'ordinanza nazionale e delle misure che il governo riterrà di varare anche dal punto di vista economico, abbiamo già anticipato che nella prossima manovra di assestamento bis di bilancio sicuramente metteremo a disposizione tutto quel che serve, e a molti che sento fare delle considerazioni spesso per cercare di essere presenti in una discussione della quale conoscono ben poco. Vorrei ricordare che l'ultimo fenomeno che abbiamo governato, che ha riguardato il Carso e la Repubblica Slovenia nel 2022, ha interessato circa 20.000 ettari, quindi non è che le proporzioni danno il senso della complessità. Qui c'è una complessità importante, aree impervie, un'ulteriore riflessione anche rispetto delle attrezzature che qualcuno ha rivendicato come insufficienti. Voglio ricordare che ci sono stati momenti nei quali avevamo 8 velivoli sopra le nostre teste, quindi c'è un problema anche di flussi, di governo, di sicurezza, di responsabilità, di tutele, che mal si concilia con quelli che stanno seduti sul divano e ci spiegano ogni giorno quello che avremmo dovuto fare, naturalmente sempre il giorno dopo. Eccoci qua, le parole sempre nette e chiare sulla situazione, poi è sceso sul campo politico. Parto, anche se da gentiluomo dovrei iniziare dalla Spagnolo, ma devo iniziare con Sergo perché è chiaro che punge un po' l'opposizione parlando del senno di poi, no? Di chi fa le valutazioni dopo. Ecco, come risponde Sergo? Sono 7 anni che deve portare il piano per parlarne per il giorno prima. Dovrebbe arrivare dal 2020 in commissione, io ero ancora in consiglio regionale. Il piano è stato approvato 4 mesi fa, per cui non c'è ovviamente stato modo di poterne parlare prima, perché è stato approvato in via preliminare in giunta, deve passare adesso in commissione consigliare, per cui è successo quello che è successo. È ovvio che alcune opposizioni, perché poi lui non fa nomi e cognomi, fa tutto nel bufascio, vabbè, noi abbiamo sempre detto che in questo momento
e fin tanto ovviamente che c'era l'emergenza, non era il tempo di polemiche, di recriminazioni, di ricordare quello che è stato fatto per tutti gli anni. Verrà il tempo, e siccome ci sarà questo passaggio in commissione, avremo modo di discutere lì e capire se quello che è stato approvato ad aprile, quindi se tutte le cose che sono all'interno del piano e che si possono già ovviamente attuare, e che per molte cose si sono attuate ovviamente anche in questa emergenza, sono sufficienti o meno rispetto a un'emergenza del genere. Perché se si è fatto tutto il possibile e i risultati sono questi, poi dobbiamo decidere. Da qui in avanti ci dobbiamo aspettare che qualsiasi incendio di determinate proporzioni porterà a queste conseguenze, che per fortuna è avvenuto in un territorio dove non c'erano grosse abitazioni vicino. Siamo riusciti a evacuare anche le persone che potevano essere in pericolo, sono già ritornate nelle loro case, per cui questa, diciamo, è stata una fortuna da quel punto di vista lì. Per cui fare adesso battutine, l'assessore verrà in commissione, dirà quello che è stato fatto, dirà le cose che hanno funzionato, quelle che hanno funzionato meno, quelle che funzionano poi a livello nazionale, perché tanti ovviamente parlano dei Canadair, no? E dicono mancano i Canadair, dobbiamo comprare il Canadair, eccetera. In Friuli Venezia Giulia sono venuti 5 Canadair. Quindi su 15 a disposizione di tutta la flotta nazionale, cioè, ne sono arrivati 5, ovviamente in momenti diversi, con le modalità di lavoro dei Canadair che, se vogliamo, possiamo aprire una discussione su quella che è la gestione degli stessi affidati a una ditta privata, perché sono di proprietà dello Stato ma vengono gestiti da privati, e quindi lì sì ci si può mettere a discutere, ma ripeto, come detto, si farà a tempo debito e devo dire, da parte nostra abbiamo sempre ribadito questo era il momento di agire, non di parlare. Dopo arriverà anche il momento di parlare, ma perché come sempre a noi interessa sapere quello che potrà venire in futuro. Certo. Cioè, il lavoro si deve fare in prevenzione. Chiaro. Quindi a noi non interessa sapere cosa è stato fatto dal momento in cui ormai la situazione nella Mariana era quella che era, che avete ovviamente visto e documentato tutti quanti. A noi interessa che non succeda più. Se si riesce, bene. Se non si riesce, lo sforzo deve andare in quella direzione. Ecco, Spagnolo, sulle parole di Riccardi e poi anche sulla questione Mariana, ecco. Intanto la soddisfazione e il sollievo per la superata emergenza. È stata una situazione che ci ha tenuto con il fiato sospeso per alcuni giorni e è stato veramente drammatico vedere le immagini che c'erano, sapere che delle famiglie sono state sfollate, correre questi rischi importantissimi. Ecco, quindi anche naturalmente il ringraziamento a tutti i volontari, a tutti coloro che si sono adoperati per agire, per riuscire a contrastare, ecco, questo fenomeno così pericoloso. Abbiamo sentito che la modalità per cui è stato affrontato, insomma, ha coinvolto ingentissime forze e mezzi e giustamente è stato anche detto che nell'emergenza è naturalmente prioritario verificare la messa in sicurezza di persone e territori. Dopo ci saranno tutte le occasioni per approfondire, verificare, capire se ci sono dei modi migliori per agire oppure se è stato fatto tutto quello che era possibile fare. Ora naturalmente la discussione si aprirà con l'esame del piano, anche nell'apposita commissione, insomma, e di tutto quello che intanto l'emergenza è stata superata, l'assicurazione che per quanto riguarda la regione e in particolare i risarcimenti e quanto necessario verrà affrontato a breve, ovvero già con la manovra di assestamento bis prevista appunto per ottobre, e quindi ecco l'impegno assolutamente dedicato e confermato per quanto riguarda tutto quello che è possibile fare da parte della regione. Naturalmente credo appunto che ci sia tutto il tempo per riuscire a ragionare su quello che è successo. Ecco,
Quindi bene che finalmente questa emergenza è stata superata. Naturalmente che cos'è fondamentale in questa, ma così come in tutte le altre emergenze che si vanno a proporre, è naturalmente l'investimento massimo sulla prevenzione. Perché abbiamo una serie di scenari che si stanno dimostrando, soprattutto in questi ultimi anni, in tutte le loro fasi estreme, ecco, con cambiamenti climatici, ma anche con una storia che da anni sta andando avanti in alcune direzioni, per cui fondamentale tutto quello che riguarda la prevenzione in quest'ambito e in tanti altri ambiti, in particolare che riguardano l'ambiente. Ecco, ricordo che l'emergenza incendi è stata dichiarata unitamente all'emergenza siccità. Ecco, questo è un altro tema e invece siamo ancora alle prese con questo problema anch'esso importantissimo, ecco, e in qualche maniera anche legato a questo degli incendi. Ecco, segnalo che questa emergenza siccità, ecco, tutti la fanno derivare dall'accaduto del 2022, in realtà già nel 2003 noi abbiamo capito che c'è una situazione da prendere seriamente, molto seriamente in esame e quindi arrivare non impreparati, ecco, anche ad affrontare questo tipo di situazioni di emergenze. Ecco, poi ce n'è tutta una serie di altre emergenze, io in particolare sono di Latisana e la messa in sicurezza naturalmente idraulica è fondamentale, e anche qui naturalmente l'azione in prevenzione, che è così fondamentale, ecco, devo dire che ha sempre bisogno di essere spronata e bisogna, ecco, fare un profondo ragionamento sulle energie e l'impegno che vanno necessariamente investiti in prevenzione. Ecco. Assolutamente. Facciamo così, andiamo in break pubblicitario e ripartiamo da prevenzione, che è sicuramente una tematica importantissima, quindi break e torniamo. Eccoci qua, rientrati in diretta. Prima di cambiare argomento, restiamo chiaramente sulla questione, anche sull'argomento messo sul tavolo dalla consigliera Spagnolo, perché prevenzione chiaramente a tout court, a 360 gradi dei paesaggi naturalistici è fondamentale. Ecco, quello che si diceva prima, come cercare di evitare, perché i cambiamenti climatici sono innegabili, gli eventi estremi ci sono sempre più considerevoli. Poi non so se vogliamo considerare anche quello che ci ha detto il sindaco di Tolmezzo, non è il caso di Amaro, però a Tolmezzo qualche incendio c'è stato con certificazione che fosse stato doloso. Ecco, come arginare anche questi scellerati, questi pazzi, e i cambiamenti climatici non è una battaglia semplice. Non è una battaglia semplice, soprattutto in una regione che ha una vastità di patrimonio boschivo enorme e quindi sì, potrebbe essere facile dire mettiamo le telecamere come facciamo in città, no? Sì, per individuare queste persone, ma il territorio è veramente ampio. È chiaro che nel 2026 ci sono alcuni mezzi che ovviamente si possono mettere in atto, alcune anche attività che ci possono essere. Poi è sempre un problema di uomini, nel senso, noi abbiamo un corpo forestale nazionale che non c'è più, abbiamo i carabinieri forestali che operano anche nella nostra regione, nazionali, quindi anche a Treviso, che però sono ovviamente in numero limitato. Abbiamo un corpo forestale regionale che anche quello ha le sue difficoltà, perché poi quando ci troviamo a parlare di emergenze, di problematiche, no, la prima cosa che tutti quanti ricordano, dobbiamo ricordare, è il fabbisogno di personale. Sempre. Quindi noi possiamo mettere a disposizione tutti i mezzi del mondo, no? Anche in città, tutte le telecamere del mondo, ma se poi non hai le persone che le possono guardare H24 diventano sostanzialmente inutili, o comunque ti diventano utili solo a cose fatte e non nel momento di prevenire qualche problematica.
Ci sono ovviamente vigilanze che si possono fare dall'alto, quello sì, un drone ti permette di fare un certo tipo di attività molto più estesa rispetto anche a quelle che possono essere le diciamo, squadre che possono agire da terra, per cui cose che si fanno, e poi è chiaro, farle H24, 365 giorni l'anno, sempre, questo sarà francamente sempre più difficile bloccare piromani e quant'altro, però i mezzi a disposizione che abbiamo adesso, bisogna anche dire che spesso e volentieri iniziano a essere trovati, perché poi grazie alle telecamere che poi ci sono, magari non ovviamente in mezzo ai boschi, ma nelle zone, uno inizia a capire chi si è mosso, chi è andato o non è andato. Quindi diventa sempre più difficile fare anche questo tipo di attività e dobbiamo augurarcelo poi che anche dal punto di vista culturale uno capisca cosa sta facendo, perché un disastro del genere ce lo porteremo avanti per 100 anni su quel monte. Sì. E noi facciamo ovviamente anche giustamente le battaglie quando viene abbattuto un albero in centro città, lì ne sono stati abbattuti più di uno, e se vogliamo recuperare quello che è un patrimonio anche per la cattura di CO2, ovviamente tutto quello che può dare un albero alle nostre vite, in una situazione di vicinanza anche a una città come Tolmezzo, perché lì di fatto siamo in comune di Amaro, ma siamo di fronte a Tolmezzo, per cui la popolazione ovviamente subirà delle ricadute pesanti. Poi, come detto, sulla prevenzione in generale, il piano stesso che è stato approvato dalla Giunta sono 355 pagine. 30 pagine sono sulla prevenzione e ci sono ovviamente tante cose da poter fare sulla selvicoltura, gli interventi culturali, sulla gestione poi della viabilità, permettere di agire, no? Lo ricordava anche l'assessore stesso, sono zone impervie, per cui bisogna purtroppo anche ipotizzare prima che possa accadere, no? Qualcosa. Certo. E quindi devi ovviamente fare in modo che quello che tu puoi prevedere, perché quelle sono zone ad alto rischio incendio, tutta la zona limitrofa è prevista così dal 1998, cioè da quando c'era l'altro piano vigente, tu puoi prevedere che lì succeda qualcosa e quindi devi metterti in condizioni di poter agire quanto prima possibile per poter evitare la propagazione delle fiamme. Perché qui, sì, vero, noi giustamente adesso festeggiamo l'emergenza, ma la festeggiamo per 2 ore di pioggia che sono venute l'altro giorno. Perché 2 ore di pioggia, cioè non è che ha piovuto 3 giorni e dici, abbiamo spento l'incendio, no, 2 ore di pioggia e è finito tutto. Se non veniva la pioggia e stavamo ancora in queste condizioni, probabilmente quell'incendio si sarebbe propagato ben oltre anche il Monte Mariano. Spagnolo, su questa poi, scusate, questione delle... Poi lascio... Certo. La consigliera, no, ma voglio dire, se poi ci dobbiamo mettere a discutere come prevenire il fatto che sta piovendo solo 2 ore in una settimana in una zona del genere, allora apriamo un altro discorso che è quello degli adattamenti climatici, siccità e quant'altro, e quello che facciamo ogni giorno per combattere. Che è un problema che ovviamente, come diceva prima la consigliera, non può e non deve passare sotto traccia. Certo. Spagnolo. Esatto. Così come anche la necessità di investimento nel personale umano in tutti i campi, in particolare anche in questo della prevenzione, così come nel controllo del territorio, nelle forze dell'ordine. Ecco, abbiamo naturalmente questa esigenza fondamentale di avere le persone, avere anche i mezzi, e sono stati citati tutta una serie di mezzi tecnologici di cui adesso recentemente siamo in grado di usufruire, come i droni, anche per il controllo del territorio. Ecco, l'investimento in personale e mezzi è assolutamente imprescindibile anche in qualsiasi tipo di attività preventiva che si ritenga di fare. Si è toccato il tema anche delle telecamere, ecco, telecamere che hanno un'importantissima valenza sia per individuare ciò che accade, sia per esercitare un'efficacia, ecco, detrattiva in coloro che si pongono degli obiettivi di violazione di norme e di commettere atti illeciti. Ecco, è spaventoso pensare che ci siano delle persone che vanno ad
accendere dei fuochi, ecco. L'incendio principale dovuto a cause naturali, ai fulmini, ma come ha detto anche il sindaco di Tarvisio, c'è stato qualche innesco, ecco, doloso che è stato reperito lì nella zona. Ecco, questo, ecco, è un'attività assolutamente veramente bisogna riuscire a trovare queste persone e a punirle in maniera esemplare, perché non possiamo pensare che questo tipo di atti poi mettano a rischio la vita addirittura delle persone, cioè veramente questi sono atteggiamenti assolutamente che non possiamo più pensare di sopportare, ecco. Assolutamente. Prego, concluda. Prevenzione, ecco, e investimenti su tutta quella che è il sistema della prevenzione, sia per quanto riguarda gli eventi naturali, sia per quanto riguarda gli eventi umani. Adesso affronteremo sicuramente anche il tema della siccità, che è l'altra emergenza, no? Come dicevo prima, in qualche maniera comunque legata anche a questa vicenda, a questa situazione, ecco, pericolosa che può collegarsi agli incendi, però anche naturalmente un'emergenza legata alla vita delle persone, ma alle esigenze della nostra agricoltura in particolare. Noi abbiamo la fortuna di vivere in una regione che è ricca di anche risorse idriche, e dobbiamo trovare il modo di gestirle al meglio per riuscire a soddisfare le esigenze di cui abbiamo bisogno. Ora è necessario che le opere che sono previste già e che che sono anche finanziate tante debbano trovare un'esecuzione, ecco, rapida, perché assistiamo troppo spesso a investimenti in opere necessarie che poi passano anni prima che vengano realizzate. Ecco, dobbiamo sicuramente riuscire a rendere effettivi anche i piani che sono stati decisi, le opere che sono state finanziate, e riuscire ad ottimizzare le risorse che abbiamo in maniera da non vivere emergenze, che poi anche questa della siccità è un'emergenza che, come dicevo prima, fanno risalire, si parla sempre del 2022 come anno in cui è emersa, insomma, all'evidenza questa necessità, però in realtà è dal 2003 che noi sappiamo che noi dobbiamo arrivare a gestire questo tipo di situazioni, e possiamo farlo perché l'acqua in Friuli c'è e dobbiamo riuscire a gestirla al meglio. Allora, abbiamo anche una telefonata che ringraziamo per l'attesa. Pronto, con chi parliamo? Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì. Buongiorno, un saluto a lei, alla redazione, gentili ospiti e tutti quanti i telespettatori di Sveglia Friuli. Sono Claudio da Trieste. Ecco, io voglio proporre delle riflessioni da persona di strada, no? Allora, qua si parla tanto, sì, prevenzione e investimenti, però io posso tranquillamente dire che già in anticipo, senza essere un mago, il prossimo anno ci saranno degli altri incendi, e il prossimo anno di là ancora ci saranno anche degli altri incendi ancora, per un semplice motivo, perché da una parte l'incendio, diciamo, è un qualcosa virgolettato di fisiologico nell'insieme, no? Da un'altra parte ci sono anche forti interessi economici nell'ambito degli incendi, che non si dica, perché movimentano un incendio, quelli che abbiamo visto noi movimentano un giro di soldi che è qualcosa di pauroso. E terzo motivo è che anche se noi prendiamo, diciamo, i presunti autori degli incendi, cosa che io personalmente ne dubito, noi sappiamo benissimo che dal governo Letta in poi sono stati depenalizzati tutti i reati che prevedono una pena fino a un massimo di 5 anni. Allora, un incendio, se non sbaglio, si prende qualcosa come 4 anni. Anche se dovesse andare oltre i 5 anni, comunque, come l'avvocato sa, diciamo, ci sono sempre le attenuanti. Un buon avvocato riesce a fare la differenza.
Di conseguenza spendere soldi per prendere le persone che subito il giorno dopo vengono rimesse in libertà, sinceramente ho dei profondi dubbi. Ultima cosa che volevo mettere in risalto, qua chiedo ai gentili consiglieri regionali, l'anello di tutta questa catena, a parte diciamo l'ambiente, sono praticamente le imprese agricole, perché come l'avvocato sa, parlo perché ho visto che c'è l'avvocato in presente, sa diciamo, la legge è molto, diciamo, la legge italiana è molto severa, molto all'avanguardia in termini di incendi, che quando c'è un incendio subito l'area va iscritta, diciamo, alla catasto comunale degli incendi e quell'area là non la si può toccare più, mi sembra, per 10-20 anni. Adesso sto andando a memoria. Il punto è che personalmente chiedo da uomo della strada, chiedo se tutti i comuni, diciamo, sono zelanti e veloci nel iscrivere queste aree bruciate nel proprio catasto tavolare, perché fondamentalmente il punto debole ce ne sono due. Uno, le imprese agricole, perché in Sicilia, cioè se il terreno non viene iscritto all'anagrafe al tavolare degli incendi, lì si crea per tempo, lì si crea un vuoto legislativo. Porto l'esempio della Sicilia, con quel vuoto legislativo, adesso l'avvocato saprà meglio spiegare meglio di me, praticamente è un cavallo di Troia per A, speculazioni edilizie immobiliari, e B, soprattutto per l'acquisto da parte di organizzazioni internazionali, cioè imprese multinazionali, tipo parchi eolici, eccetera, eccetera. In Sicilia hanno comprato delle diciamo, imprese agricole di un certo livello, messe in ginocchio dagli incendi per pochi soldi. Ora ho fatto un calcolo, dunque nella zona degli incendi friulana abbiamo circa tra i 20 e 40 imprese agricole, da Trieste fino a Gorizia ne abbiamo circa oltre 400. Sarebbe opportuno monitorare che queste preziosità del territorio non cadano in mani di speculatori internazionali. Grazie, buongiorno. Grazie. Questo insomma il quadro. Vedevo che sull'ultimo dato non era concordo. Per fortuna abbiamo più di 20 imprese agricole in provincia di Udine, credo anche fino a Trieste, cioè sono 20.000 le imprese agricole, quindi ne abbiamo. Non so se vuole parlare l'avvocato perché si rivolgeva alla consigliera Spagnolo. Sì, sulle pene, ecco. Se no, sì. Sì, lì magari facciamo la Spagnolo poi. Beh, guarda, il telespettatore ha toccato un tema importantissimo, ovvero che è quello dell'effettività della pena, che è uno dei temi che dobbiamo assolutamente affrontare, ovvero una pena è efficace quando viene eseguita in tempi rapidi e con efficacia. Ora, questo è un tema che riguarda questo reato, ma tutti i reati, in particolare li abbiamo visti anche per quanto riguarda quei reati che magari vengono considerati non tanto di allarme sociale, però insomma in grado di preoccuparci parecchio, come non lo so, i furti oppure quegli episodi che si verificano nella nostra società quando insomma di disturbo, insomma tutta una serie di situazioni che se fossero prese immediatamente e avessero la loro debita punizione anche davanti all'opinione pubblica, agli occhi di tutti, naturalmente lo Stato ne uscirebbe fortificato e il rispetto della legalità otterrebbe insomma una facilitazione nella condivisione generale. Questo è uno sforzo che naturalmente dobbiamo assolutamente riuscire a fare, in particolare poi per quanto riguarda i reati più odiosi come quelli di cui stiamo parlando, perché come dicevo prima è veramente deplorevole il comportamento di quelli che mettono a rischio addirittura la vita delle persone. Poi il telespettatore segnala anche un possibile, fra virgolette, movente, che è quello di ottenere terreni poi da destinare ad agricoltura ovvero ad altri scopi piuttosto che
a natura, a bosco, e anche questo è un tema che vediamo spesso, che questo tipo di reato può essere collegato a questo tipo di speculazioni, magari sia nel nostro territorio ma anche in altri territori, in altre situazioni, e quindi questo ci deve fare ancora aumentare l'allerta, perché evidentemente non sono situazioni che possono risultare accettabili, anche perché i terreni sottratti alla loro natura, o in questo caso alla natura boschiva, sono in grado di procurare anche a medio-lungo termine delle ulteriori gravissime problematiche, sia ambientali sia ai cittadini, oltre che ai territori. Per cui effettivamente l'allarme, l'allerta deve restare alta, e dobbiamo impegnarci ai massimi livelli per riuscire ad ottenere dei processi rapidi e delle esecuzioni di pena reali, effettive ed efficaci. Sì, allora, tra l'altro anche quando ero a altre latitudini, insomma, ogni volta che c'era un incendio c'era questa dietrologia di chi ha interesse a fare cosa, del giro di soldi che smuove. È veramente così? Cioè, bisogna preoccuparsi anche di questo? No, tutto può essere, poi come detto, un'area incendiata per 10 anni non si può toccare, non ci si può neanche andare più a caccia, per cui diciamo le dietrologie ci stanno, perché magari uno pensa anche oltre i 10 anni. Qui, allora, sul discorso della Mariana abbiamo detto è un fatto naturale, vabbè, quindi togliamo di mezzo, almeno per ora, finché non troviamo anche lì qualcosa, togliamo di mezzo questa problematica. Sugli altri casi ci può essere, sicuramente, però è anche giusto ricordare al telespettatore che in questa regione 2000 ettari di terreno sono stati destinati a fotovoltaico a terra o agrivoltaico, ma 2000 ettari di terreno diciamo non verranno più coltivati come prima, perché già le multinazionali sono andate ai nostri imprenditori agricoli a comprare di fatto, o comunque avere la disponibilità tramite contratti di affitto o altro di quelle terre senza doverle bruciare. Quindi sì, non c'è stato bisogno di appiccare fuochi, e per fortuna neanche nelle nostre pinete giù nella bassa, che però vengono in alcuni casi anche sacrificate per l'installazione di impianti fotovoltaici. Per cui la dietrologia ci può stare, se qualcuno pensa di mettere pale eoliche sulla Mariana lo vedremo, non so quando, ci auguriamo ovviamente di no, ma insomma è un tema, può essere un tema sicuramente. Non mi ricordo di zone incendiate su cui si siano costruiti resort di lusso, sì. Cioè, questo adesso io non me lo ricordo, poi non so se la consigliera ha memoria di questo, non mi pare che sia in questa regione. Chiudo solo sulla questione delle pene. A parte che 5 giorni fa in Friuli Venezia Giulia è stato arrestato un piromane, quindi diciamo è un problema evidentemente vasto, anche perché quando ne prendi uno ce ne sono altri 10 che girano liberi come minimo. Ma un mesetto fa a Palermo è stato arrestato un ragazzo di 29 anni che era stato trovato grazie proprio alle telecamere di videosorveglianza, non sui boschi, ma nei pressi della sua abitazione, quando usciva tranquillamente col suo motorino con una busta e della benzina e andava verso i boschi, che poi casualmente hanno preso fuoco. Arrestato, 10 anni gli hanno dato. Ora, su quei 10 anni, quindi non sono i 2 o 3 che si ricordava prima, ha preso 10 anni per disastro ambientale, che sono le norme che sono state poi inasprite grazie alla legge contro i disastri ambientali, voluta anche dal nostro movimento, proprio perché all'epoca l'attenzione fino al 2014 praticamente era molto bassa su queste tematiche, e quindi l'inasprimento delle pene diciamo in quel caso c'è stato. Poi di quei 10 anni quanti se ne faccia di galera, apriamo il solito tema,
e ricordiamo sempre a tutti che in questo momento abbiamo 400 posti nelle nostre carceri in Friuli Venezia Giulia, 750 detenuti. Ecco, fatevi una proporzione e capite come mai spesso e volentieri queste persone poi sono costrette a lasciare anche il carcere. Non possono sfruttare l'assist per andare nell'altro argomento di cui volevo parlare. Giusto un flash, ma immagino siate d'accordo sul sostegno psicologico. Vabbè, quello è un bene. Tutto quello che si può fare dal punto di vista sanitario. Doveroso, da parte della Regione. Ci mancherebbe. È un bel intervento. Quello, insomma, ecco, immagino chiaramente la Spagnolo sia d'accordo. Sì, assolutamente. Abbiamo visto come è importante anche questo tipo di supporto, in particolare anche in questi casi in cui le situazioni creano queste problematiche così vicine, così proprio che coinvolgono la vita delle persone e la loro sicurezza anche personale, oltre che familiare, oltre che sociale, e quindi sono interventi importanti, ben vengano, e li abbiamo visti. Appunto, vediamo che vengono attuati quando ci sono delle emergenze di un certo rilievo, e non può che essere una situazione positiva, perché pensare alla salute oltre che fisica delle persone, anche mentale, ecco, è un'attenzione che per fortuna da un po' di tempo, insomma, comincia ad avere la giusta attenzione, ecco, quindi salute fisica, salute mentale, e quindi interventi di questo tipo a supporto, ecco, di coloro che si trovano a vivere queste esperienze scioccanti. Sì, anche perché nelle nostre dirette straordinarie, insomma, mi fa piacere sempre sottolinearlo, vi abbiamo raccontato tutto l'andamento dei soccorsi, ma abbiamo toccato con mano, andando lì, quanto quel monte per la gente di lì non sia un monte, ma sia proprio l'anima. Abbiamo visto quello che è diventato un nostro amico, un biker tutto d'un pezzo, che scoppiare in lacrime, perché proprio il pensiero di vederlo bruciare, quindi davvero chiaramente questo supporto psicologico sarà importantissimo e doveroso. È giusto sottolinearlo dopo tante cose dette. L'ultimo argomento che voglio toccare insieme, carceri piene, purtroppo ci porta a Pordenone, dove c'è stata questa tragedia di un detenuto che già era stato protagonista di alcune risse, ha bruciato il materasso ed è morto intossicato. Insomma, Sergo, una notizia chiaramente anche qui il carcere sovraffollato torna d'attualità. Sì, anche perché a Pordenone adesso si sta decidendo di spostare i detenuti in quello che dovrebbe essere il nuovo carcere di San Vito. Dico dovrebbe perché non è ancora chiaramente operativo, è stato previsto, è in costruzione, per cui si può risolvere qualche situazione sicuramente rispetto al degrado, no? Anche di certe nostre celle, carceri, case circondariali. E non risolverà tanto quello dei numeri, perché alla fine è uno spostamento, per cui non è un nuovo carcere, per cui sì, dovrebbe essere previsto solo lo spostamento dei detenuti. Però, come detto prima, noi abbiamo un problema che ormai è strutturale, cioè sono anni che siamo in sovraffollamento, sono anni che i garanti dei detenuti ci chiedono anche, no, come politica di intervenire su quelle che sono le condizioni poi della detenzione, perché non è da mettere in discussione l'effettività della pena, e ci mancherebbe altro, però la pena dovrebbe rieducare le persone, non dovrebbe farle arrabbiare ancora di più verso lo Stato, le istituzioni e la comunità che li stanno trattando in queste condizioni, perché altrimenti uno che esce da lì esce con un altro sentimento, che non è quello di rimettersi in gioco o di rifarsi una vita, ma con altre idee, che è la cosa peggiore. Poi c'è chi non ce la fa, forse anche per la mancanza di quel supporto psicologico che dicevamo prima, e reagisce ovviamente in altri modi, causa sollevazioni, causa risse. Ci sono la nostra polizia penitenziaria è un altro di quei corpi su cui ovviamente esprimiamo sempre solidarietà quando avvengono determinate aggressioni. Poi
vai a vedere anche lì i sindacati quando dicono sì, però il personale è sempre quello, c'è una situazione di stress anche lì, e lo sappiamo che se già nei nostri pronto soccorso, no? È successo anche recentemente in Friuli Venezia Giulia, le aggressioni che ci possono essere, figuratevi in un carcere, quello che ovviamente può essere anche la statistica di questo tipo di occasioni, per cui l'attenzione deve essere sempre massima. Io devo dire la verità, la consigliera Capozzi del Movimento 5 Stelle in Regione è da anni che cerca di portare avanti questo tipo di attenzione, qualcosa ovviamente anche a livello regionale si fa. È una problematica anche statale, perché ovviamente i casi circondariali spettano sempre al Ministero della Giustizia, per cui deve muoversi anche il governo su questo, però se voi prendete le immagini anche, cioè forse le avete mostrate, no? Della casa circondariale di Pordenone e del fumo che usciva dalla finestra, vedete le finestre, vedete i muri, vi rendete conto in che condizioni sono e in che condizioni vivono quelle persone. Spagnolo. Beh, abbiamo bisogno di una politica carceraria seria, ecco. Dobbiamo ricordarci che la pena consiste nella privazione della libertà, non consiste nelle torture adesso nessuno dice 5 Stelle, cose di questo tipo, però dei luoghi, ecco, in cui una persona possa vivere, come dire, senza sovraffollamento, credo che sia fondamentale sia per ottenere qualche risultato poi anche dall'esecuzione di una pena. Non può essere solamente la privazione della libertà e magari anche l'occasione per far incontrare persone magari dedite a delinquere, no? E così anzi rafforzare la loro capacità criminale. Ecco, se vogliamo riuscire a dare queste risposte e lo vogliamo fare, necessariamente anche i luoghi hanno la loro importanza. Vediamo che sempre da anni c'è sempre questa questione della scarsità delle strutture e vediamo anche che spesso, troppo spesso, invece di risolverla materialmente creando le strutture necessarie, si cerca di di far uscire la gente dal carcere, ma con amnistie, indulti. E anche, devo dire, l'ultima normativa che è stata proposta, quella appunto che per i tossicodipendenti che abbiano in essere un programma, ecco, è prevista la detenzione solamente quando i reati superino insomma una soglia elevatissima. Ecco, anche questo, a mio parere, è un modo sbagliato di cercare di gestire proprio l'esecuzione della pena in termini costituzionalmente diretti, e soprattutto non è in grado di assicurare poi alla società, ecco, una civile convivenza, perché insomma chi commette reati deve pagarne le conseguenze e soprattutto si spera, dopo averle pagate, che non li commetta più. Quindi cercare di andare avanti. Mancano anche le strutture poi per assicurare che anche queste persone vengano seguite da fuori il carcere. Vediamo anche che le strutture dedicate ai minori ultimamente sono in ristrettezze, perché la popolazione dei minori detenuti è cresciuta addirittura del 50%, e quindi dobbiamo assolutamente fare uno sforzo da una parte per riuscire ad avere le strutture necessarie a questo fine e dall'altra anche per avere le persone, il personale e le strutture che servono per gestire questo tipo di situazioni senza dover ricorrere sempre necessariamente
a appunto amnistie, indulti o a sistemi che contribuiscono paradossalmente ad aggravare la nostra situazione di insicurezza. Ora adesso mi ricollego insomma all'accaduto e naturalmente nella disperazione, nella prostrazione che sicuramente deve aver avuto questa persona, ecco, naturalmente sono vicina, ecco, a questa sofferenza, e dobbiamo fare in modo che queste situazioni non si verifichino più. Assolutamente. Voglio, prima di salutarci, un ultimissimo flash, tanto mi pare che il servizio duri poco, proprio un servizio realizzato dai colleghi di Tele4, lo commentiamo insieme, sentiamo. Forte aumento di arrivi di migranti nella vicina Slovenia dall'inizio dell'anno. La polizia della vicina Repubblica ha registrato 17.121 casi di attraversamento irregolare delle frontiere nei primi 7 mesi dell'anno, con un aumento del 37% rispetto allo stesso periodo del 2025. Per quanto riguarda gli arrivi, in testa ci sono cittadini del Bangladesh con 3.028 casi, seguiti da quelli di Afghanistan 2.186, Egitto 1.903 e Sudan 1.794. Si è registrato un notevole incremento nel numero di cittadini sudanesi intercettati, passati da soli 11 nei primi 7 mesi dello scorso anno ai quasi 1.800 di quest'anno. Il numero di casi che coinvolgono cittadini del Bangladesh è più che raddoppiato, mentre gli arrivi irregolari dal Pakistan sono quasi raddoppiati. Il Dipartimento di Polizia di Novo Mesto, che copre un'ampia sezione del confine con la Croazia, ha gestito quasi 3/4 di tutti gli attraversamenti irregolari del confine, 12.810. Ecco, un rapido flash sui numeri, abbiamo pochi minuti ma so che sarete concisi. Spagnolo. Beh, la questione del confine, diciamo, l'abbiamo trattata anche recentemente, assolutamente come consigliere regionale di Futuro Nazionale abbiamo espresso insomma la necessità, l'esigenza che il confine sia maggiormente presidiato. Noi sappiamo che nel nostro confine Schengen è stato sospeso da fine del 2023, che questa sospensione ha portato sì un calo degli arrivi e che le nostre forze dell'ordine sono impegnate però soprattutto ai valichi insomma principali. E abbiamo bisogno di rendere quel confine più impermeabile, con maggiore personale e maggiore utilizzo di strumenti moderni che siano in grado di intercettare coloro che cercano di attraversare, oltre che anche andare a verificare poi, prima di arrivare al nostro confine, il tragitto che fanno queste persone, perché c'è anche il forte dubbio, c'è l'ipotesi, ecco, da verificare e da contrastare, che insomma in altri paesi dell'Europa riescano ad ottenere dei visti secondo delle procedure che non sono quelle dell'Unione Europea, e da qui riescano ad arrivare da noi, ecco. E quindi questo agevola lo sporco lavoro delle organizzazioni criminali dedite al traffico degli esseri umani e va assolutamente contrastato in tutti i modi, quindi in primis dotazione di mezzi, di strumenti e di personale, e anche azione internazionale per riuscire a stanare questi flussi che alla fine portano al risultato di avere questa rotta balcanica che è ancora fiorente e che non riusciamo a limitare quanto dovremmo fare. Sergio. Ma sicuramente è una problematica che anche qua saranno buoni 15 anni che diciamo che deve essere affrontata dall'Europa, non può essere lasciata ai soli stati come l'Italia, che si trovano in prima linea e in prima fila rispetto a questa problematica, se pensiamo ovviamente agli sbarchi del Mediterraneo, ma se pensiamo anche alla rotta balcanica su cui è sempre bene ricordare
che prima di arrivare in Italia, chi attraversa, diciamo, il continente per arrivare in Italia supera almeno 2 stati dell'Unione Europea. Cioè non dovrebbe entrare neanche in Croazia, non dovrebbe entrare poi neanche in Slovenia, dove tra Croazia e Slovenia, se non c'è Schengen, si passa senza documenti, se non bisogna mostrare anche lì i documenti. Non dovrebbe entrare in Italia, dove se non c'è Schengen bisogna mostrare i documenti. E gli ultimi rintracci di trafficanti, no? Di persone, sono stati fatti anche nel nostro territorio, all'interno della nostra regione. Quindi significa che sono persone che sono riuscite a superare i confini, nonostante i maggiori controlli che vengono predisposti in pochi dei nostri confini, no? Perché la polizia lo dice sempre: sì, voi ci mettete tutti ovviamente a Trieste, a Gorizia, a verificare chi entra e chi esce, ma abbiamo un confine abbastanza largo fino ovviamente la montagna, da dove ci sono valichi secondari che nessuno riesce a controllare e può controllare. Per cui il problema si deve risolvere a monte. Cioè il fatto che le persone non possono entrare in Europa se non quelle che hanno diritto, ovviamente, quelle che poi vengono regolarmente accolte, perché si riesce a stabilire che hanno per il diritto internazionale la possibilità di rimanere nel nostro paese. Poi sulla migrazione possiamo stare a parlare e dire tante cose, perché poi è notizia ovviamente di queste ore che la Svizzera deciderà di rimandarci anche i migranti, perché molti migranti vengono in Italia non per rimanere nel nostro paese, ma per poter poi raggiungere magari anche i loro parenti nel resto dell'Europa. Succede in Germania, succede in Svizzera, e adesso sia Germania da una parte l'ha minacciato, ma la Svizzera lo fa veramente, ci respingerà queste persone. Perché? Perché sono entrate e sono state registrate come entrate in Italia, e quindi per un regolamento europeo noi siamo tenuti a collarci, diciamo, no? l'accoglienza di queste persone. E se non capiamo che dobbiamo modificare queste regole, e sono 15 anni che lo diciamo, sono 4 anni che governa la Meloni, sono 7 anni dal 2017 che ha governato anche la Lega, tranne il periodo ovviamente del Covid. Però il regolamento di Dublino è ancora là, ci sono stati che ovviamente si fanno forti di questo, quando l'unica soluzione che possiamo avere anche per governare le nostre città, tutte le problematiche che ci possono essere di sicurezza, degrado e quant'altro, sarebbe la ridistribuzione di queste persone nel resto dei paesi europei. E ovviamente tematica ampia, delicata, questi 2 punti di vista sicuramente ed ugualmente importanti. Ringrazio Maddalena Spagnolo per essere stata con noi. Grazie a voi. E ovviamente buona giornata e buon lavoro a entrambi. Grazie a voi. Cristian Serco. Buona giornata.